Muraro, se l'impresa non dovesse riuscire, per Treviso e la sua provincia sarebbe una grossa perdita? Sarebbe un fallimento sotto vari aspetti, oltre a quello sportivo, l'aspetto sociale, l'aspetto di un territorio che perde una opportunità, diciamo, di tempo libero, di dare una risposta alle esigenze di non migliaia e migliaia, ma di tanti appassionati, ma soprattutto quello che la parte che forse va più in sofferenza in questo momento credo sia, noi siamo entrati come Treviso perché crediamo nello sport, tutto l'aspetto del mondo giovanile, dare la possibilità a tanti giovani di emergere, e io ho sentito tantissimi ragazzi in giro per le squadre che sono in prima categoria oppure in categorie minori, per loro il massimo era quello di essere all'interno delle giovanili del Treviso, di andare a frequentare, era il punto di riferimento di tutta un'area, inutile, innegabile questo per quanto riguarda il calcio, e sarebbe una sconfitta tremenda sotto l'aspetto anche dell'immagine